Finalmente abbiamo qualche punto in classifica. Continuiamo così e Ma che cazzo sta di? gara fra i primi 10. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, pole position anche in Austria, stiamo sfruttando il nostro momento positivo. Sono le nostre gare, queste dobbiamo sfruttarle, fare più punti possibile per recuperare su Mick Schumacher e dimostrare al mondo che esistiamo, anche noi. Io direi di partire subito in velocità, niente, pole position per il Cume, secondo il buon Mick Schumacher. Dobbiamo sfruttare assolutamente queste gare, vincere anche qua. Perché non sarà sempre così, lo sappiamo, dopo l'inizio difficile siamo tornati. Abbiamo la macchina migliore, quindi ci sta, attenzione. Intanto ho visto partire qualcosa, no. Nessuna yellow flag. Qua in Austria è una delle gare in assoluto più favorevoli per Veneziano. Mick perde una posizione, attenzione, adesso c'è la yellow flag. Vediamo se riusciamo a scappare via. Il mondiale è ancora lungo, siamo esattamente a metà della terza stagione. Scusate, sto registrando meno, ma Flight Simulator è pieno di bug e soprattutto tanti impegni tra lavoro e soprattutto casa. Ci siamo quasi ormai. Presto inizierà un nuovo universo cumendiano. Ci sarà anche la carriera con il Leeds su FIFA. Finalmente il Leeds in Serie A e godo. Va, adesso pensiamo alla F1. Il dominio c'è. Siamo a 93. Mai record di difficoltà. L'ho abbassata di 2 proprio per... Sarà proprio tranquillo dal 95, che onestamente forse era un po' impossibile per noi. Però è chiaro che noi stiamo sfruttando a dovere le gare favorevoli, le iper favorevoli. Per il momento nessun ritiro in questa stagione, non mi sembra, non voglio dire cagate, ma mi pare così, beh, giusto così. Dopo i tanti ritiri del primo e secondo anno sarebbe importante non cercare di fare una stagione pulita, tranquilla. Stiamo girando forte, giriamo forte in Austria. L'Austria è poi il nostro, come si dice, il nostro fortino. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS. Ma come tiriamo? Stiamo massacrando la concorrenza. Oggi è chiaro che la safety car in questo caso sarà un po' a nostro svantaggio, perché sappiamo che ormai Liberty Media ce la butta fuori sempre. Non sarà certo positivo per noi, però vabbè, insomma, diciamo non dovrei avere troppi problemi in questa gara, salvo errori miei. La dovremo portare a casa. E questo è importantissimo per noi, è fondamentale la vittoria austriaca. Abbiamo ancora molta energia in riserva. Usa il pulsante per il sorpasso. Ok, questo non è sicuramente il miglior giro veneziano. Comunque Mick deve avere difficoltà perché è già a 6 secondi Mick. Solo Bottas tiene il ritmo. Solo Valtteri lo tiene. Ma in grossa difficoltà Mick. Stai distanziando l'auto alle tue qua andiamo un po' lunghi. Un po' lunghi qua. Ok. Vabbè, Bottas tiene bene, gli altri però Mick, difficoltà atroci per Mick. La sosta è prevista intorno al 12°/15° laps. Brutto errore, questa è l'unica roba che può fregarmi. La troppa sicurezza di portarla a casa. Infatti ho perso moltissimo da Valtteri. Sappiamo che comunque le soft non sono le mie gomme, quindi... Attenzione, yellow flag.
A sto punto meglio la safety car subito. Adesso sicuramente qualche ritiro, una Mercedes. Lì, fuori Gigi. Ok, è entrata in pista. Fuori Hamilton, fuori Hamilton, fuori Gigi Hamilton. In pista. Raggiungi il gruppo, ma a velocità ridotta. Tieni d'occhio il tempo delta, ricorda che devi tenerlo positivo. Fuori Gigi Hamilton. Incidente perché anche una Renault non è messa bene. Va bene adesso, safety car meglio adesso. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo. Meno decisiva la safety car subito. Ma per Gigi Hamilton, perché lui non è Lewis Hamilton, ma è Gigi Hamilton. Veramente una stagione da dimenticare. Siamo in regime, ragazzi. Siamo in regime di safety car. Eccolo là, Hamilton parcheggiato. Nessuno va ai box, è troppo no, qualcuno va. In realtà qualcuno sta andando ai box. No, solo... Mamma mia, per guardare la mappa. Solo la Renault. Eccoci qua. Ti stai avvicinando alla safety car, sei il leader della corsa, quindi non puoi sorpassare. Sì, ma siamo in regime. Che bello, siamo in regime, siamo in regime. Che bello, con l'arcobaleno. Ok, la safety car è pronta a rientrare. E si ricomincia. Ricomincia la gara. E siamo ricostruire il vantaggio che avevamo soprattutto su Mick e gli altri di 6 secondi. Stanno volando ma non è prevista pioggia, Per il momento non è prevista pioggia, le condizioni sono buone. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Dai Kuma, dai. Comunque Mick non sembra in forma oggi perché sta prendendo comunque già 1,5 secondi dopo pochissimo. Vabbè, vediamo, dai, però ancora lunghissimo ovviamente, quindi in 4-5 giri avevo preso addirittura 6 secondi, vediamo se riusciamo a scappare via ancora. Certo sappiamo che non è la... bisogna capire che le strategie box, perché magari rischiamo... Insomma, non è detta, la vittoria è probabile, ma non ovviamente sicura al 100%. In Formula 1 comunque è così. Già 2-3 da Mick, problemi per Mick, signori, problemi per Mick. L'unica cosa oggettiva di questa gara è che Mick ha difficoltà. Molte nuvole, ma non è prevista pioggia. Finora mai una gara con tutte e due le Kumenda GP sul podio, almeno mi sembra, mi pare di sì perché è un po' che non gioco, ma non credo proprio. E soprattutto ovviamente manca la prima doppietta Kumenda GP, perché si dice così, doppietta. Già 3-1 da Mick Schumacher, Scusate ragazzi, sono un po' andato, è ufficiale. La preparazione della casa mi sta rincoglionendo più del dovuto. Sì, difficoltà per gli altri, solo Valtteri tiene il ritmo. Ma per il resto, disastro per adesso. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme dure. Occhio, Bottas è là, però Mick è già a 4, niente degli altri, stiamo guadagnando a cannone. Mick, difficoltà atroci per Mick. Difficoltà atroci. Qua non faccio sicuramente una bella cosa. Non riesco a distanziare Valtteri, in questo momento la sfida è con Valtteri Bottas per la vittoria. Fai attenzione, crediamo
temiamo che tra pochissimo perderai aderenza. Va bene. Bisogna capire anche la strategia di Valtteri. Stiamo un po' in miscelotto standard. Facciamo un giro in standard e vediamo come andiamo. Ok. Niente, questa è la situazione. Guadagniamo sempre un po' su Mick e gli altri, ma rimaniamo così da Valtteri, che è il campione del mondo in carica, ricordiamolo. Nella stagione Q-Endiana. Io andrò ai box, ma penso subito, sinceramente. Adesso vediamo. Ok, Valtteri anche lui. La finestra del pit ricevuto, ti fermi a questo giro. Ok, andiamo ai box. Ho perso tantissimo qua, ho perso tantissimo. Ai ai ai. Le gomme sono comunque messe non benissimo, devo andare. Diciamo che sfrutto comunque la macchina veloce, quindi il rettilineo dopo recupero sempre qualcosa. Questa è proprio la gara perfetta per noi, ma la dobbiamo portare a casa. Grande settore secondo, mamma mia che settore. Il migliore in assoluto. Ok, continua Valtteri. Speriamo di non andare troppo presto. Nessuno va ai box, hanno tutti sfruttato la safety car per ritardare. Non dare gas. Mi troverò un po' in mezzo al traffico. Ai ai ai. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Errore comendiano, speriamo di no. Certo il traffico c'è. Devo perdere il meno possibile. Devo perdere il meno possibile assolutamente. Tanto loro comunque andranno in box al massimo in 2-3 giri proprio a farla grande secondo me. Per il momento Bottas è il leader della gara. Bottas rimane fuori. Ok, qualcuno va ai box, non tantissimi per la verità. Ok, adesso vediamo. Sono un po' preoccupato, non troppo, ma sono preoccupato. Posso anche sfruttare il DRS per il momento. Spingi, come spingi, sto catorcio infernale. Il distacco da quella dietro è 2. Ok, adesso andiamo anche di DRS. E Kevin è solo una formalità, Kevinazzo. Kevin De Bruyne Magnussen superato agevolmente. Oh! Pazzo Kevinone. Distacco dall'auto davanti, 2,0 secondi. Bah.
Bottas rimane fuori. Ai ai ai. Speriamo bene, raga, speriamo bene. Sono molto preoccupato. Sicuramente le gomme più usate, però io le hard, insomma, non sarà facile. Beh, io ve lo dico. Siamo settimi. La vettura di fronte ha 2 secondi di vantaggio. Prova ad Che non ci accorciare deve la essere nata safety car, se no sono cazzi, lo dico proprio apertamente. Dai, come spingi, cazzo, spingi. Ce la giochiamo ai box sta gara, E qua nel traffico che ho, che non è eccessivo, però comunque c'è. Mamma mia che brutto errore. Mamma mia che brutto errore. Botta 6 box. Ma io ho fatto il cagatone. Mick è rientrato ai box. Mick ai box. Bottas sta uscendo, ce la giochiamo, Bottas ha messo le soft. Siamo davanti, ma Bottas ha le soft. Cioè le medie, scusate. Vuole finire con le medium. Sembra impossibile che riesca a finire con le medium solo per 3 giri rispetto a me. Speriamo, se no è dura. Se no è molto dura, raga. Abbiamo 3 secondi su Bottas, abbiamo guadagnato in realtà, quindi siamo stati anche abbastanza bravi. Potevamo guadagnare anche di più, ma abbiamo fatto quell'errore nell'ultimo giro, nel giro precedente. Gara non semplice secondo me, perché se lui riesce a tenere Bottas con le medie fino alla fine, cosa a mio parere improbabile, ma stare attenti. Ok. Ai box Kevinazzo. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 14,8 secondi. Noi dobbiamo cercare di tenere il più possibile un distacco accettabile, perché mi fa paura sta differenza di mescola. Speriamo di non aver sbagliato strategia, speriamo bene. Di certo noi siamo più competitivi con ste gomme rispetto alle soft. Questo è poco ma sicuro. Infatti abbiamo guadagnato incredibilmente. Buono, buono. Abbiamo anche il fastest per il momento. Sarà dura tenerlo, ma... Mi mancano 2 laps. Dominio assoluto. Sto doppiando anche molti piloti. Ma incredibile la prestazione di Mick da sesto a terzo. Ha fatto negli ultimi 10 giri cacao meravigliao. Grande Mick. Anche se è vero che guadagniamo meno punti dal buon Mick, questo sicuro. Però va bene, saliamo tutti e due sul podio, ma un Kumendone veramente devastante quest'oggi, Un Kumenda regale, sontuoso, a dir poco, afrodisiaco. Sì, miglior gara in assoluto a livello di dominio. Con le hard comunque abbiamo distanziato di 10 secondi, Valterone. Siamo tornati in pienissima corsa per il mondiale. E questa è veramente una gran cosa, Dopo l'inizio disastroso. Si prospetta anche, penso, la terza vittoria consecutiva. Dopo Canada, Paul Ricard, adesso Austria, veramente un cume d'alta scuola, Final lap. Probabilmente teniamo anche il fastest. Ed è un altro Grand Chelem. Pole position, giro veloce
e vittoria, speriamo, perché ci sarebbe anche rimanere primo tutta la gara, ma quello è il super Grand Chelem. Noi ci accontentiamo del Grand Chelem o Chelem, lascio sempre a voi la scelta, diciamo quello più semplice, tra virgolette. Ma sta maturando per la Comenda GP un primo e un terzo posto incredibili, manca solo la doppietta Comenda GP, che però presto arriverà, lo so. Veneziano comunque a dir poco devastante, vittoria mai messa in discussione, Comenda sontuoso, meraviglioso, e arriva una vittoria fondamentale per il cammino a metà stagione. Ci siamo strapronti e volenterosi di vincere il mondiale. Yes! Hai lavorato sodo per farcela, congratulazioni. Sì, grandissima vittoria, proprio vittoria dominata. Yes! Diamo il benvenuto sul podio ai piloti. Eccoli qua. Vediamo anche le tute gialle insieme, bellissimo. Deve tremare Mick. Veneziano è tornato. Champagne! Vediamo cosa è cambiato nella classifica piloti. L'uomo della pioggia conquista la vetta. Siamo al comando per un punto. Mamma che mondiale. E Bottas ce la giochiamo in 3. Dominio costruttori. Raga, un saluto dal Comenda Veneziano. Mondiale. Meraviglioso. Ciao!